Oltre il sipario, un'iniziativa che state organizzando oggi e domani a cura dell'Archivio di Stato. Di cosa si tratta? Ne parliamo con la responsabile, la dottoressa Florio. In occasione delle giornate europee del patrimonio del 2023 dedicate al tema patrimonio in vita, l'Archivio di Stato di Agrigento ha inaugurato questo nuovo percorso culturale dedicato alla storia dei teatri agrigentini. È un percorso che stiamo svolgendo in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e con il Liceo Scientifico delle Scienze Umane e Politiche di Agrigento. È un nuovo percorso che potrà rivelare nei prossimi mesi tutta una serie di informazioni e di realtà legate al mondo del teatro, che potrà far scoprire ai visitatori e soprattutto alle scuole alle quali sono rivolti questi percorsi didattici una dimensione molto complessa connessa al settore dello spettacolo. Questa è una modalità naturalmente che ci consente di coinvolgere sempre di più il pubblico su un tema che appartiene al vissuto della comunità, quale il teatro. È importante che si porti avanti questo genere di nuova progettualità, perché comunque tutte le attività future che verranno svolte relativamente a questo tema saranno naturalmente ancora oggetto di condivisione con il Teatro Luigi Pirandello e con le scuole, e rivolte anche alla programmazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Presidente, oggi a questa iniziativa che coinvolge il mondo del teatro e anche la Fondazione Pirandello è presente? La Fondazione Pirandello è presente, anzi mi corre l'obbligo di dire che abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Archivio di Stato, la persona della dottoressa Florio, che ha come obiettivo quello di andare a racimolare, riunificare e rendere fruibile tutto il materiale esistente in varie parti. Buona parte si trova qui presso l'Archivio di Stato di Agrigento, una parte si trova presso il Comune di Agrigento, qualcosina presso il Teatro Pirandello, in modo tale da poter raccontare la storia per quello che ci riguarda del Teatro Pirandello. Il progetto ovviamente prevede che ci si occupi anche di altri teatri, raccontare, dicevo, la storia del Teatro Pirandello dal 1880 sino ai giorni nostri e rendere tutto questo fruibile, potendo fra l'altro contare anche sulla collaborazione delle istituzioni scolastiche che partecipano al progetto con il PCT. Professor Rancatore, ecco, oggi anche il Liceo Politi presente a questa iniziativa? In che modo? Abbiamo collaborato con l'Archivio di Stato in un'azione progettuale che ha visto protagoniste 4 classi del nostro istituto, prima e seconda dell'indirizzo scientifico, in un percorso alla scoperta della Villa Garibaldi e dell'Arena Garibaldi. Per noi si è trattata di un'esperienza che ci ha arricchiti molto, anche perché è importante tramandare questi patrimoni che ci permettono di scoprire le nostre origini, dato che la villa stessa è stata dimenticata da tutti, e quindi è importante che queste memorie vengano tramandate anche ai posteri, a noi. Prego. Inoltre questo progetto ci ha aiutati molto, perché scoprendo queste attività che prima si svolgevano ad Agrigento siamo riusciti anche un po' a ricostruire quella che poteva essere la vecchia Girgenti, e quindi ora possiamo anche orientarci meglio nel nostro territorio.